Vicenza. E siamo pronti per un grande applauso per queste giocatrici che dopo una giornata di sole si dedicano a questa finalissima per Vicenza con la canotta numero 1 Muraro Olivia, con la canotta 2 Borsetto Eleonora. In panchina il coach Filippo, mi hanno detto con 4 O perché non si ricordavano il cognome. Per Trento 3, con il numero 1, la canotta che corre in campo è quella di Tava Vittoria. Con il numero 2, Carrara Anica o Anica. Il coach Filippo Pizzini. Arbitri ufficiali dell'incontro, il primo da Trieste, Costantino Silvestri. Il secondo arbitro da Gorizia, Riccardo Damiani. Segnapunti ufficiali Giovanna e Giulia. Un applauso anche a Giovanna e Giulia che in fronte di sole, come si dice, si dedicheranno a girare i punti per queste ragazze. Siamo pronti per il saluto ufficiale all'inizio di questa finalissima primo e secondo posto del Trofeo dei Territori 2022-2023. E la Trento con il numero 1 Tava Vittoria. E mette a terra il primo punto Trento 1 con Anica ed è ancora Vittoria al servizio. Out di pochissimo, ma out al servizio di Vittoria. Uno pari quindi. Ed è Olivia Muraro per Vicenza da 8 metri. Ed è out l'attacco sulla parallela da parte di Trento. 2-1 Vicenza. Ed è in sulla riga l'attacco di Olivia Muraro per Vicenza. 3-1 il punteggio a favore di Vicenza su Trento. E non passa questa volta il bagger di Eleonora Borsetto. Cambio campo sul 3-2. Potenti mezzi della pallavolo. E ancora Trento con il servizio nelle mani di Carrara Anica. Ed è una grandissima difesa quella di Vicenza, merita un applauso per questo scambio sul campo numero 1 per la finalissima del Trofeo dei Territori femminile. Eleonora Borsetto dagli 8 metri per Vicenza. Ace, quello di Eleonora, tocca la riga, il suo pallone, colpo profondo.
5-2 Vicenza. Ed è un buon diagonale quello messo a terra da Anica Carrara per Trento. 3-5 il punteggio. Vittoria Tava. È spinta dai tifosi, Vittoria mette a segno un ace, ottima la sua battuta. Ancora Vitto. Si chiude in rete l'attacco di Olivia Muraro. Cambio campo sul 5 pari. Si rifà sotto Trento dopo un piccolo sprint iniziale di Vicenza. Al servizio ancora Tava Vittoria per Trento, 5 pari. Ed è out, questa volta cambia zona di servizio ma esce il pallone di Vittoria. Più 1 Vicenza, 6-5. Ed è Olivia Muraro dagli 8 metri ed è un ace quello di Olivia Muraro. Palla al centro del campo sulla zona di conflitto profonda, non si intende. Trento ace, 6 pari. ed è punto 6-7, Trento sotto di una lunghezza. Anica. Buono l'attacco di Vicenza con Eleonora Borsetto. Più 2 Vicenza, 8-6 ed è proprio Eleonora al servizio. E taglia il campo con un colpo in cut Anica Carrara. 7-8, cambio campo. Si spegne rete questa volta il colpo di Vittoria Tava. Più 2 Vicenza, punteggio sul 9-7. E con il numero 1 per Vicenza, Olivia Muraro. On serve. Out, servizio di Olivia che regala il punto numero 8 a Trento, che si porta una lunghezza. Anica dagli 8 metri. Ed è out di pochissimo la risposta di Vicenza. Pareggio quindi agguantate sul 9 pari. Ancora Anica.
scappa fuori il colpo di Vittoria Tava, scusate, di Olivia Muraro per Vicenza. Quindi Trento mette la testa avanti, 10-9. Anica. Ed è out di pochissimo. Cambio campo quindi sul 10 pari. Perfetto equilibrio in questo primo set della finalissima Trofeo dei Territori 2022-2023. Vicenza e Trento si contenderanno il primo posto. Borsetto, Eleonora. Non passa il servizio di Eleonora e si va con il numero 1 Tava Vittoria per Trento al servizio. Ed è out di poco anche il servizio di Tava. E direi che merita un applauso questo rally infinito tra le due squadre. Non cadeva mai il pallone, che premia Vicenza. Dai ragazze, forza, che non si molla! 12-11 per Vicenza. Non riesce dopo una difesa Eleonora Borsetto a passare e si torna in parità, 12 pari. Anica per Trento al servizio. Ed è out il tocco di Eleonora Borsetto per Vicenza. Cambio campo sul 13-12 in vantaggio Trento. Anica esce di pochissimo, in caso out, punto per Vicenza con Eleonora Borsetto che va al servizio. E non riesce a fermare la sua corsa contro la rete Eleonora Borsetto. Rilevata l'infrazione dal secondo arbitro Riccardo Damiani. Time out. Vicenza. E sempre Riccardo Damiani decide che è tempo di tornare in campo dopo un minuto di sospensione.
con la palla in mano ancora a Trento, avanti 14-13. Vittoria Tava dagli 8 metri. E non vale il palleggio fuori asse, infrazione rilevata immediatamente. Recuperiamo la palla. Difende e attacca Eleonora Borsetto per Vicenza, che non demorde, si porta sul 15-14, questa volta time out Trento. Quindi equilibratissimo questo primo set. Vicenza ha un punto dal set. Per mettere in cascina un mattoncino per arrivare al titolo di campione territoriale 2023. Ed è sempre Riccardo Damiani che fischia l'ingresso in campo delle atlete sul 15-14 Dai ragazze. con Che non vogliamo. Non cade la palla. Olivia forza. Muraro con i 7 point in mano per Vicenza. Ed è un'infrazione a rete, la palla di là e porta a casa il primo set sul punteggio di 16-14, equilibratissima questa prima parte di gara. Quindi Vicenza in vantaggio un 7-0 su Trento per questa finalissima del Trofeo dei Territori. E vedremo quali suggerimenti darà coach Filippo Pizzini alle sue atlete per recuperare questo piccolo gap che le separa da Vicenza. E si torna in campo per questa finalissima dove Trento deve dare il tutto per tutto e vale un set per riportare in equilibrio la gara, mentre Vicenza con Olivia al servizio va su un ace sporco per mettere in chiaro subito le cose. 1-0 Vicenza, set che per Vicenza risulta un set decisivo. Levate la palla ragazze, forza. E picchia ancora molto forte al servizio Dai, dai, dai. Olivia Muraro. 2-0 Vicenza. E questa volta forza un po' Olivia, la palla scappa lontana. 1-2. Vittoria Tava per Trento dagli 8 metri.
Dink corto di Dai, Anica. Vicenza con Olivia Muraro, nulla può la difesa di Anica Carrara. Tiriamo fuori le energie nascoste, dai ragazze, dai che ce la possiamo fare. 3-1 Vicenza con Eleonora dagli 8 metri. Ed è un ace sporco anche quello di Eleonora Borsetto, è comunque un ottimo punto, 4-1, quindi cambio campo. Dai che recuperiamo. Vicenza sole alle spalle, Trento con il sole in faccia per questo tentativo di recupero. Borsetto. E la mette a terra di nuovo Olivia Muraro, cerca di scappare via Vicenza sul 5-1. Time out per Trento, intelligentemente richiesto da Anica Carrara. Dai ragazze, dai. Dai ragazze, dai. Forza, andiamola, dai. E sempre Riccardo Damiani dice che è tempo di riprendere, esauriti i tempi in casa Trento. Ancora Borsetto per Vicenza. E questa volta la tocca piano Borsetto Eleonora con un grande spike al centro del campo. Dai Trentino, Punto che non la numero abbiamo 6, paura. 6-1, Vicenza prende il largo. Vai. E non passa, grande difesa di Trento, direi che merita un applauso questo scambio. Due a 6 e al servizio per Trento ci va Anica Carrara. Ed è un ace quello di Anica. Vai che è un 3-6, dimezzato lo svantaggio da parte di Trento. Di poco fuori, ma direi che questo scambio è degno di un'altra categoria. Si va su cambio di campo con il punteggio di 7-3 in vantaggio Vicenza su Trento. Con la canotta numero 1 per Vicenza, Olivia Muraro al servizio. Ed è un'ottima palla, un cross sull'angolino da parte di Vittoria Tava. Punto numero 4, Trento 4-7. Ed è proprio Vittoria in battuta
ed è un gran colpo quello di vittoria, scusate, di Olivia Muraro per Vicenza. 8-4. In rete la battuta di Eleonora Borsetto che regala il punto numero 5, 5-8, sotto di 3 con Anica al servizio. È un gran colpo in diagonale quello di Vitto Tava. Questa volta non passa Trento. Cambio campo. Dai ragazze, forza, dai che non si molla! 9-6, vantaggio Vicenza. Anica Vito, non cade nulla! È proprio Vicenza con Olivia Muraro al servizio. E vede molto bene il campo Olivia Muraro che con una palla di prima libera un bugger che dà il punto numero 10, scusate, non mi guardare male Riccardo. Ed è un ace di nuovo al centro, grande servizio di Olivia Muraro. Questa volta sì, è l'11° punto per Vicenza, 11-6. Dai ragazze! E non passa Vittoria Tava, 12-6. Dai Trento, forza! Questa volta un dink cortissimo di Borsetto Eleonora porta a 2 lunghezze dal match point Vicenza. In rete l'attacco di Anica, cambio campo sul punteggio di 14-6. Dai che ce la possiamo fare ragazze! E abbiamo la palla del set and match point in mano a Vicenza con la canotta 1 Olivia Muraro. E si spegne in rete, Vicenza vince questo set ed il match che vale la medaglia d'oro. È il primo gradino del podio al Trofeo dei Territori 2023. Complimenti a Vicenza con Muraro, Olivia e Borsetto Eleonora per questa splendida prestazione che le portano sul gradino più alto del podio. Brave ragazze! E un applauso anche ai nostri arbitri Costantino Silvestri e Riccardo Damiani, ed anche alle 2 segnapunti Giovanna e